Sulla vicenda della centralina idroelettrica che un privato vorrebbe costruire sul Brenta a 2 passi dal Ponte Vecchio, interviene la Regione e in modo molto chiaro dice: non abbiamo concesso nessuna proroga. Ecco il punto con l'assessore all'ambiente del Veneto Giampaolo Bottacin, che sottolinea come l'amministrazione regionale non abbia concesso la proroga al richiedente. Appena arrivato ho cambiato tutte le normative nell'ambito dell'idroelettrico, oggi non si potrebbe neanche più presentare la domanda per fare una centralina di quel tipo. Ovviamente l'iter era già partito. Sono stati chiesti tutta una serie di approfondimenti, addirittura il proponente aveva chiesto una proroga che poi non è stata concessa dalla Regione. E l'assessore è ancora più chiaro sul futuro del progetto. Io credo che ci siano tutti i presupposti, non so se mi dicono che hanno piantato il cantiere, ma non è stata concessa la proroga, se non hanno iniziato i lavori il cantiere non può essere effettuato. Il pregio assoluto dell'area del ponte di Bassano, messo a repentaglio nel 2018 durante le ondate di piena che sono state originate dopo la tempesta Vaia, è ben chiaro alla Regione. Quando sono arrivato in Regione mi sono trovato questo iter già avviato e ampiamente discusso con l'approvazione di quasi tutti i soggetti. Ci sono oltre 100 i pareri tecnici che si erano espressi. Io sono rimasto assolutamente sconvolto perché fare una centralina vicino a un monumento storico, vorrei ricordare che l'anno scorso con Vaia abbiamo rischiato che fosse spazzato via quel ponte, ma gestendo in maniera oculata i livelli del bacino del lago del Corlo siamo riusciti a tenere la portata del Brenta sotto un certo valore proprio per salvare il ponte di Bassano, che è un monumento storico.